Massimiliano Fedriga è il candidato del centrodestra per la presidenza della regione Friuli-Venezia. Proposta molto formale quella di oggi in occasione del primo consiglio regionale della Giunta Fedriga. Avevo 15 anni quando mi sono iscritto alla mia forza politica, la Lega. Ho iniziato facendo la classica attività che un qualsiasi militante di un partito fa all'inizio, cioè facendo il volantinaggio sotto i portici di Chiozza, mi ricordo al tempo, per l'arrivo oltretutto del leader Umberto Bossi nella mia città Trieste. A me è sempre piaciuta la politica, fin da bambino mi piaceva seguire la politica, guardare il telegiornale con i miei genitori a tavola. Chi siede in quelle sedie deve sapere che dietro c'ha 1.200.000 persone che si aspettano da noi il meglio. È una comunità molto laboriosa, molto umile, che però ripone grandi aspettative in chi la guida. Il mio impegno in politica è iniziato molti anni fa, un impegno che ormai ha qualche decennio quasi alle spalle, quindi ci siamo fatti un po' le ossa. Non ho mai visto una giunta così coesa e così ben condotta. Io compio 70 anni l'anno prossimo. Non mi fate la domanda se ho aumentato le esperienze, perché no, cioè. Siamo diventati amici e questa è una cosa rara. Devo dire che il clima di questa giunta è un clima difficile da trovare in politica. Ho iniziato con VAI e poi il Covid e poi abbiamo avuto il problema della mancanza di materie prime e poi l'inflazione. La paura di non essere all'altezza, l'ansia di garantire quanto da questa amministrazione ci si aspettava. L'ansia si è acuita rispetto a momenti terribili che abbiamo vissuto, perché detto nel 2022, ciò che abbiamo vissuto nel 2020 sembra lontanissimo e nemmeno ti ricordi. Non mi aspettavo ovviamente di fare il presidente di regione dentro Convaia, dentro un'emergenza pandemica, con l'emergenza incendi, con una guerra in corso, con il caro energia, con l'aumento dei costi delle materie prime, con l'inflazione. L'ambiente non si può pensare di tutelarlo non toccandolo, perché non toccare l'ambiente vuol dire girarsi dall'altra parte in molti casi. Tutelarlo vuol dire fare gli interventi di buon senso, altrimenti il rischio è di trovarci di fronte a baia. Stiamo vivendo una vera e propria rivoluzione culturale, io lo chiamo un ambientalismo del volto umano, dove la presenza dell'uomo è al centro del creato, ma comunque dobbiamo preservare il territorio e lasciarlo migliore ai nostri figli e nipoti. Sì, VAI è stato proprio il primo impatto con l'emergenza, un impatto pesante dal punto di vista sia degli effetti ma anche della rapidità con cui gli eventi si sono svolti. Con i nostri sistemi avevamo previsto che ci sarebbe stato un evento importante. Naturalmente nessuno avrebbe immaginato quello che abbiamo visto nel corso di quella notte e nei giorni successivi, però insomma non abbiamo avuto un morto. Sono stati devastati interi boschi, ma soprattutto abbiamo visto anche isolati intere frazioni. Ricordo che i primi giorni, quando abbiamo fatto il sopralluogo insieme al vicepresidente Riccardi, avevamo trovato l'emergenza soprattutto per alcune frazioni che erano isolate. Quindi c'erano molte criticità per anche infrastrutture che erano crollate. È stato un evento drammatico. Purtroppo non è stato più drammatico della legislatura. Da un lato c'era una corsa spasmodica a cercare di capire dove intervenire in via prioritaria.
Dall'altro c'era un senso di lavoro comune di tutte le istituzioni e di tutta la popolazione per iniziare a riaprire strade, a creare condizioni di sicurezza, a verificare quali erano i punti in cui era necessario intervenire senza mai lesinare un minuto o un secondo della propria attività per riposarsi. Veramente è stato frenetico, ma ha dato il segno di un sistema della Regione Friuli Venezia Giulia che in questi momenti dal meglio di sé credo sia anche ineguagliabile. Questa è la terra del terremoto che ha rimesso in piedi la Regione, a differenza di quello che è accaduto in altre aree del Paese. E quella lezione ci è servita. Con orgoglio noi possiamo dire a tutto questo esercito di volontari di valore che anche in quell'occasione si sono dimostrati straordinari. Sono stati bravissimi, sono riusciti a veramente intervenire in modo molto rapido, cosa che di solito non siamo abituati rispetto alla burocrazia che investe questo Paese. Dicevo, però non è stata il dramma peggiore che abbiamo vissuto. Purtroppo successivamente la pandemia ci ha fatto scoprire quanto difficile può essere amministrare in periodi che fortunatamente non si presentano così spesso. In the past 2 weeks, the number of cases of COVID-19 outside China has increased 13-fold. I camion dell'esercito incolonnati e dentro i cassoni, bare su bare. Il Covid ha colpito il nostro paese, la prima ondata è stato all'inizio l'unico paese europeo dove si erano riscontrati contagi. Il Friuli Venezia Giulia i primi giorni non era tra le regioni dove si erano rilevati i contagi. Là c'era una scelta da fare difficile perché eravamo di fronte a un virus che non si conosceva, a un virus che nemmeno la scienza era in grado di darci delle certezze. E su questo, quando sono scoppiati i primi casi in Lombardia e in Veneto, abbiamo fatto una riunione insieme all'allora Ministro della Salute Roberto Speranza, ero con l'assessore Rosoleni e il vicepresidente Riccardi a Palmanova e là facemmo una scelta, utilizzare un principio di precauzione. Feci una scelta da padre di famiglia e mi domandai, domani i miei figli li manderei a scuola? La risposta che mi diedi fu no e quindi decisi di continuare le chiusure e forse quelle scelte ci preservarono dalla prima ondata. Il momento più grave è stato il giorno in cui abbiamo deciso di chiudere le scuole. Quelli sono stati sicuramente i momenti difficili in cui capivo perfettamente tutte le obiezioni, ma capivo che l'attenzione doveva essere rivolta a tutti. Io me lo ricordo il giorno in cui ci siamo scambiati quel messaggio da guerra dicendo a tutte le macchine dei nostri volontari di protezione civile di andare per le piazze, per le vie di ogni paese della nostra regione a dire state a casa. Era un bollettino di guerra, sapevamo perfettamente che avremmo avuto un impatto importante e così è stato. C'è stato un momento nel quale il sistema paese vedevi che non aveva la capacità di avere gli strumenti che consentissero a chi aveva la responsabilità, quindi a noi, di salvare la vita delle persone. Non avevamo le mascherine, i camici, i guanti e guardi, senza le regioni, al di là di quello che sento dire ogni tanto, il paese non avrebbe retto. Vivevamo nell'incertezza, avevamo le ondate che arrivavano, colpivano, aumentavano i morti, aumentavano le ospedalizzazioni e chiaramente anche dal punto di vista personale e anche con le responsabilità che ha il Presidente di Regione nelle scelte che compie. Ho passato momenti molto difficili, ho vissuto molte incertezze. Non è che avessi la decisione pronta o la verità assoluta in tasca. Mi sono confrontato, ho cercato di ascoltare il più possibile gli esperti del settore, ho cercato di confrontarmi e ci siamo confrontati anche con le categorie economiche, però ovviamente poi le scelte bisognava farle, quindi malgrado le paure che ci sono, compiere la scelta sbagliata,
Malgrado queste incertezze, credo che insieme, non io come Presidente, ma insieme come amministrazione regionale, ma come tessuto economico e sociale del Friuli Venezia Giulia, siamo riusciti anche a superare fasi difficilissime. Io ricordo che il Friuli Venezia Giulia nelle seconda e terza ondata è stata tra le aree più colpite di tutta Italia. Ci è crollato il mondo addosso, c'era molta paura per la tenuta del mondo delle imprese e si è trattato di scegliere chi far chiudere e chi tenere aperto. Avevamo il rischio, e c'era il rischio concreto, che l'economia si fermasse. Una delle cose più drammatiche del periodo pandemico era leggere che più che la mancanza di dispositivi elettronici, magari c'erano bambini che, visto che non andavano in mensa, magari mangiavano una volta al giorno. A me ha colpito molto, e lo dico con un po' di orgoglio, la reazione dei sanitari. I nostri medici, i nostri infermieri ci hanno messo veramente il cuore e hanno dimostrato come alla sanità pubblica di questa regione gli operatori ci credono molto. Gli operatori hanno lavorato con uno spirito umanitario enorme in momenti estremamente difficili. Ricordiamo quelli che hanno perso la vita nell'esercizio delle loro funzioni. Io ricordo sempre il dottor Capaldo, era un medico di medicina generale di Aviano, ha preso il Covid andando per le case col saturimetro a vedere come poteva curare i propri pazienti, non va mai dimenticato questo. Guardi, la cosa più difficile e dura era quella di sapere che c'erano degli anziani che morivano dentro le nostre case di riposo e per procedure che eravamo obbligati a tenere in piedi morivano da soli perché non avevano i loro cari vicino. Erano i mesi della Lombardia, i mesi delle camionette militari di Bergamo. La Lombardia non aveva più la capacità di ricoverare delle persone. Ci fu chiesta questa disponibilità a ricoverare queste persone. E ricordo sempre la faccia di Giovanni. Giovanni era un ragazzo di 38 anni, sposato, è arrivato qui praticamente morto. Il capo dipartimento dell'emergenza di Cattinara, il professor Lucangelo, mi diceva: guarda, io non so come qui ne usciamo fuori. L'hanno salvato, è andato a casa con le sue gambe e un mese dopo è nato suo figlio. Allora, queste sono le storie che ti lasciano come quella notte. La Sardegna non aveva più Camici. Se non avesse avuto i Camici, il giorno dopo avrebbe chiuso 2 ospedali. E anche lì cosa fai? Noi avevamo autonomia per alcuni giorni, abbiamo aperto l'aeroporto di Ronchi Regionali che era chiuso, è arrivato un ATR della Guardia di Finanza che è partito da Ciampino e abbiamo riempito materialmente con gli scatoloni dei nostri Camici, anche noi, e abbiamo consentito alla Sardegna di tenere aperti i propri ospedali. Avevamo tante persone nelle piazze, era una situazione potenzialmente esplosiva perché mi rendo conto che ed è del tutto evidente che quelle sono norme che hanno provato psicologicamente, moralmente tutti. Quelle norme hanno demoralizzato la popolazione perché ti sei trovato da un giorno all'altro a perdere tutte le tue libertà, a dover rinunciare alla tua vita quotidiana. Hanno cambiato proprio il modello sociale perché abbiamo visto che c'è anche dal punto di vista della nostra società un prima e dopo il Covid. Il fatto che le forze dell'ordine siano riuscite a intervenire e a sbloccare una situazione senza creare grossi incidenti, perché quella potenzialmente poteva essere veramente una situazione drammatica, credo che abbiano avuto il sangue freddo veramente e una professionalità tale da meritare semplicemente la nostra gratitudine.
Io non credo che sia sufficiente la resilienza, credo che noi abbiamo dimostrato di essere più bravi perché abbiamo avuto la capacità di resistere all'urto. Siamo tornati sul ring in grado di combattere e proporre qualcosa che fosse condiviso, accettato e apprezzato. Gli anni che abbiamo vissuto, secondo me, hanno aumentato la fantasia nell'espressione amministrativa. La pandemia ha sicuramente rappresentato un momento di consapevolezza. Far lavorare in smart working 3.000 dipendenti pubblici è stato un grande sforzo e siamo orgogliosi di averlo portato avanti. Abbiamo messo molte risorse come ristori durante le chiusure forzate delle attività produttive. È la regione che in Italia proporzionalmente ha messo in assoluto più risorse. Mi rendo ben conto non sufficienti rispetto alle perdite subite, ma sicuramente possono aver dato il loro contributo per superare quei periodi emergenziali. Abbiamo percorso una strada difficile, impegnativa, però insomma i dati lo confermano, ci hanno permesso in quella fase di uscire magari anche un po' più forti di prima e credetemi non è stato facile. Abbiamo diminuito di 11 punti il gap occupazionale tra uomini e donne. Noi non abbiamo avuto imprese culturali e creative che hanno chiuso, non abbiamo avuto associazioni sportive che hanno chiuso. I cittadini della nostra regione hanno continuato a lavorare ed anzi il nostro sistema produttivo ha tenuto talmente tanto da riuscire ancora una volta a mettere in campo quel principio che abbiamo evidentemente nel DNA scolpito anche noi, nuove generazioni, che è quello per cui nei momenti di difficoltà si creano opportunità per crescere. Il Covid, secondo me, in questa regione in particolar modo, ha fatto emergere una cosa molto importante, non un cambiamento, ma secondo me ha fatto emergere quello che sta un po' nello spirito della nostra regione. E si è visto con molta chiarezza che nell'emergenza si è in grado di camminare insieme, si è in grado di reagire all'emergenza e al dramma che si è vissuto. L'abbiamo visto durante il terremoto con la ricostruzione, l'abbiamo vissuto a seguito della pandemia con la capacità di ripresa economica che ha avuto questo territorio. E non è dovuto a scelte unilaterali da parte della Regione. Mi auguro ovviamente che la mia amministrazione abbia potuto dare tutti i contributi utili a raggiungere questi obiettivi, ma è dovuto al fatto che imprese, cittadini, attori sociali, tutti hanno remato nella stessa direzione. I risultati si sono visti e non sono opinioni, sono dati dai numeri. Siamo la regione che nel 2021 è cresciuta più di tutta Italia. Dei profughi che scappano da una guerra, quindi non sono migranti di carattere economico, ma scappano da una vera guerra, principalmente donne e bambini, anzi quasi esclusivamente donne e bambini. Noi pensavamo di accoglierli nelle strutture pubbliche e avevamo messo in campo a livello nazionale un sistema molto forte. In realtà ce n'è stato bisogno solo in minima parte, perché gran parte sono stati accolti da dei privati. Anche in questo caso, durante un'emergenza, in questo caso drammatica come la guerra, la nostra gente ha risposto. Abbiamo spalancato le porte alla gente che scappava da una guerra. Non solo, siamo anche andati ai confini di quel paese a montare le tende per ospitare queste persone.
e dirò di più. Quello è il paese che ha l'indice più alto delle patologie oncologiche infantili, ma i nostri ospedali questi bambini li hanno ospitati, li hanno curati. Anche questo abbiamo fatto. Qui ci sono tante storie che secondo me rimandano a quell'esperienza della solidarietà che questa terra ha avuto quando è caduta. Eravamo riuniti nella prefettura di Gorizia, dove si stava diramando il comunicato in cui l'incendio era sotto controllo. Poi prendiamo la macchina, facciamo il vellone ed è cambiato tutto nel tragitto di poche decine di chilometri. E la forza della natura era incredibile. E tutto quello che avevamo dichiarato alla stampa, alla TV a Gorizia non valeva più quando siamo arrivati vicino a Duino. Era una ribelle. Io mi ricordo che nelle riunioni era quella che si incazzava sempre, che non gli andava bene niente. Quindi io mi arrabbiavo con lei. E questo mi rende ancora più difficile ricordarla. Innanzitutto era un funzionario dello Stato, perché era un agente di polizia, quindi aveva un rigore. E purtroppo capitato a lei in un'occasione quando lei era formata dal punto di vista della sicurezza, era una meticolosa, di una generosità straordinaria, un esempio. Tanto è vero che abbiamo visto l'affetto, guarda, quello non è un affetto costruito, in chiesa, attorno alla famiglia. Il marito era lì seduto, io mi sono seduto vicino a lui e gli ho detto, era una guerriera. E lui mi ha detto sì, era una guerriera. Questo era questa donna, questo esempio, che noi non dobbiamo dimenticare. Forse ho capito l'ingenuità con la quale ho iniziato, pensando fosse una difficile ordinaria amministrazione. Invece è stata una difficilissima amministrazione d'emergenza in molti casi. L'uscita della pandemia, come dicevamo prima, ha dimostrato che sappiamo fare comunità e sappiamo nel momento delle difficoltà essere forti. Sono convinta che il nostro territorio abbia delle chance in più rispetto ad altri, per resilienza, per caparbietà delle persone che qui operano e che lavorano, per competenza e serietà. Ma la cosa che amo di più è che fortunatamente si parla poco, si lavora, si fa tanto. Mi impegno perché so che se mi impegno ottengo dei risultati. È, credo, uno degli elementi unificanti che abbiamo in tutta questa regione.
serve sacrificio, serve capacità, bisogna studiare, anche questo è molto importante, perché i giovani, soprattutto i giovani d'oggi, dovranno competere con il mondo e ci sono dei paesi, ci sono dei giovani residenti in altri paesi del mondo che hanno molta fame. Noi dobbiamo essere capaci di mantenere qui i pochi giovani che qui nascono e crescono, dobbiamo spiegargli che qui ci sono delle opportunità diverse e per quanto io credo maggiori rispetto ad altre parti del territorio e dobbiamo dare loro una prospettiva. È una regione straordinaria, dobbiamo conservarla, dobbiamo fare di tutto perché i nostri giovani si attacchino al loro territorio, perché uno così bello non lo troveranno da nessun'altra parte. Abbiamo una bellissima regione, Ippolito Nievo scriveva siamo un piccolo compendio dell'universo, quindi bisogna assolutamente che questo piccolo compendio dell'universo venga tramandato quanto meglio possibile alle future generazioni. Credo sia difficile per uno di noi andare a vivere da qualche altra parte, anche se ogni tanto lo diciamo, poi alla fine a casa tutti ritorniamo. Ho dei luoghi a cui sono legato in Friuli-Venezia Giulia. Penso al castello di Miramare, sono legato perché fa parte della mia vita, mi chiamo Massimiliano per quello. Secondo luogo sicuramente il Monte Lussari. Il Monte Lussari è un simbolo insediato in una zona incredibile, una zona che è il confine con Austria e Slovenia, dove non si incontrano tre paesi, si incontrano tre popoli, quello latino, quello slavo e quello germanico, che è una terra di incontro, il cuore dell'Europa. Noi siamo cuore dell'Europa e quel posto lo rappresenta perfettamente.